Eccolo l'ultimo dei 9 treni Swing destinati ai pendolari veneti. L'era delle automotrici modello 668 è finita. Oggi nella stazione di Conegliano Veneto il presidente della regione Luca Zaia ha ufficialmente salutato la gloriosa automotrice in servizio dal 1979. Con lui l'assessore regionale infrastrutture e trasporti Elisa De Berti e il direttore regionale veneto di Trenitalia Tiziano Baggio. I nuovi convogli circoleranno fra Venezia, Conegliano, Belluno, Calalzo e Padova, con indubbi miglioramenti sulla qualità complessiva del viaggio. Allora, è 2 anni che ha iniziato ad arrivare il materiale, 5 Vivalto, 9 Swing e per concludere il materiale rotabile che deve arrivare con il contratto 6+3 che è stato sottoscritto l'anno scorso con Trenitalia, mancano i 9 elettrotreni. 9 elettrotreni che sono stati anche quelli ordinati per metterli al servizio del bacino del Bellunese, quindi per ripristinare i diretti così come avevamo promesso 2 anni fa da Belluno a Padova ma anche da Belluno a Venezia, quindi per cercare di migliorare il servizio. La Regione sta investendo molto, ha investito molto e il prossimo passo è l'elettrificazione della linea tra Conegliano e Vittorio Veneto che consentirà di attestare i materiali elettrici a Vittorio Veneto. Con l'entrata in esercizio degli Swing in grado di offrire 161 posti a sedere è stata riprogrammata tutta l'offerta fra Calalzo, Belluno e Treviso. Il bellunese può ora contare su treni moderni, confortevoli e affidabili.